sul pallone Merlino e Zingales. Attenzione, siamo giunti al primo minuto di gioco. Parte Merlino, la sua conclusione alta di pochissimo. Adesso è rimessa con le mani per Marco Di Piazza, che lancia lungo per Licastri sull'out di destra. Va Licastri, il cross sul secondo palo, arriva Panepinto, la conclusione, palla alta di un niente, palla gol per il Camarat al quarto minuto del primo tempo. Angolo per i bianchi di Emanuele. Attenzione, battuto corto e allora c'è spazio. Attenzione, la conclusione è il Pellitteri che salva il Camarat sul tiro di Merlino. Il lancio per Portella che entra in aria. Attenzione, Portella giù, rigore, rigore Camarat, calcio di rigore per la formazione di Renato Maggio. Il fallo del numero 5 Continibali su Portella, calcio di rigore. Parte Licastri, la conclusione, rete, vantaggio Camarat, ha segnato Daniele Licastri direttamente su calcio di rigore al 10° minuto del primo tempo. Quindi Canzoneri recupera il pallone, non c'è fuorigioco. Attenzione, Panepinto a tu per tu con Ferrera. Panepinto prova a superarlo, ma finisce il campo e la palla termina sul fondo. Svetta Truglio, poi si lotta nella metacampo dell'Orlandino, la palla è lunga. Portella, attenzione, entra in aria Portella, palla sul sinistro, la botta in Ferrera. C'è Merlino indietro per Carrello, via il pallone. Ma lì c'è Michele Fragapane colpito con una gomitata, forse al viso, da Casella. L'arbitro ha un cartellino in mano, poi va a terra un altro giocatore dell'Orlandina. Vediamo quali provvedimenti adotterà l'arbitro. Ha il cartellino rosso in mano, espulso Marco Di Piazza. Camarat in 10, espulso Marco Di Piazza su segnalazione del guardaline. Parte Cumbo, cross per Portella, la palla è lì, poi Panepinto, Panepinto finta, tiro, salvato il suo tiro dal numero 5 dell'Orlandina. L'apertura a sinistra per Panepinto, altro stop ottimo di Panepinto che si accentra, vuole palla davanti Portella, la conclusione sull'esterno della rete. Camarat vicino al 2-0 con Carmelo Portella. Parte il numero 3 del Camarat. La palla è colpita dal numero 4 Margot, finisce qui il primo tempo, si va all'intervallo con il Camarat avanti 1-0, gol sul rigore di Licastri al 10°, espulso Marco Di Piazza. Camarat in 10 uomini. Merlino, va il numero 8 sul primo palo, la palla è lì, attenzione di testa e poi la traversa e il numero 4 Margot manda il pallone alle stelle. Fischia Fichiera, parte Merlino sul secondo palo, è libero Truglio, la palla a porta è vuota e cosa ha fallito il numero 5 Continibali a 1 metro dalla porta. Il passaggio per Rancione, la palla filtra, attenzione, esce Pellitteri, la porta è vuota e si salva ancora il Camarat. Riparte in Ferrera che scambia il pallone con Margot, l'ennesimo lancio lungo per Truglio che di testa prolunga per Minciullo che supera Messina. Attenzione, sbilanciato il Camarat, mette palla in mezzo Dell'Orzo, tiro, rete, ha segnato l'Orlandina con Piero Dell'Orzo. Errore difensivo del Camarat e al 38° della ripresa Dell'Orzo ha fatto centro. 1-1 tra Camarat e Orlandina. Ha il fischietto in bocca Fichiera e fischia qui la fine della partita. Finisce 1-1 tra Camarat e Orlandina, ma quello che più conta è che il Camarat ha chiuso la gara in 8 uomini per le 3 espulsioni subite da Di Piazza nel primo tempo, Portella e Canzoneri nel finale, espulso anche Truglio dell'Orlandina.